Ciao a tutti amici di amici di Ciao a tutti amici di GD Ferro Team, siamo qui alla finalissima di Miss Venice Beach 2020, 10ª edizione. Mi sono dedicato una fascia. Complimenti, Sì, è il 10° compleanno effettivamente. Mi sono permesso una licenza, mi sono fatto una promossa. Mario, che faccia hai La fatto? ragazza è qui, non è anche ti leggo la motivazione. Me la leggi volentieri? Elisa Bagordo. E qual è la motivazione, Mario? Non me la ricordo. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Nome e cognome? Irene Cappelletti. Cognome e nome? Carlotta Callegaro. Beda Valin. Lei è? Veronica Scottoni. Lisa? Fernando. Va bene. Susanna Milosavljevic. Buonasera, benvenuti a Miss Venice Beach 2020! Una bellissima serata a bordo di questa piscina dell'Hotel Mosella a Sottomarina. Siamo pronti per iniziare e per scaldare subito l'atmosfera. Vi voglio presentare le 25 finaliste che abbiamo selezionato nelle più belle spiagge del nostro territorio, da Bibione fino al Delta del Po. Quest'anno si sono iscritte 125 ragazze, abbiamo fatto selezioni sulla selezione e loro sono la crème della crème. Signore e signori, le nostre 25 finaliste!
Giulia, è stata una settimana difficile questa, ma credo che questa sera sia la sera più difficile per te. Aspetta Giulia, il microfono. Un gelato, eccolo qui. Buonasera a tutti, intanto in realtà Elisa dopo quest'estate di questo tour meraviglioso, oggi sì è la serata più difficile, sono stati 5 giorni meravigliosi dove me li sono vissuti appieno e purtroppo oggi è arrivato il giorno. Ma resterai sempre con noi perché come sai bene noi tutte le nostre miss le abbiamo nel cuore e le portiamo sempre appresso, quindi sono sicura che staremo ancora assieme nei prossimi anni. Vieni Giulia qui a fianco a me perché dobbiamo premiare le 5 miss che sono state selezionate nel web, quindi la Miss Gazzettino, e per quest'anno è con noi il referente del Gazzettino Marco Piolcati di Chioggia. Vieni Marco. Con oltre 16.000 voti ha vinto la fascia di Miss Gazzettino Veronica Scotton. Vieni Veronica. Eccoti qui, premiamola. Complimenti Veronica. Mettiamo una bellissima coroncina. Ci sta? Sì. La tua passerella, vai Veronica! Veronica, vicina qui alle tue compagne di finale e in bocca al lupo per questa sera. Passiamo ora ad un'altra fascia vinta sempre nel web, Miss Caffè TV24, la consegna alla nostra bellissima Miss Irene Meneghini, Miss Social, che vi ha tenuto compagnia durante tutta l'estate e durante questo bellissimo reality. Vince questa magnifica fascia e lavorerà in televisione su Caffè TV24 nel programma Di Tutto e Di Più con una sua rubrica settimanale, Jennifer Sordon. Prego Jennifer. Anche tu con le altre tue colleghe finaliste e in bocca al lupo. Un'altra fascia, ci seguono da un sacco di anni, sono la TV del web, G di Ferro Team, premia la Miss G di Ferro in carica, nonché la loro inviata Giulia Urbinati. Passa il turno con questa fantastica fascia in questa edizione, Camilla Baldini. Posizione nel gruppo. Passiamo ad ora alle due fasce speciali che sono state assegnate proprio da noi dell'organizzazione, una giuria tecnica. È stato, devo dire, una piccola rivincita forse delle nostre miss fasciate che durante questa edizione hanno detto ma perché non facciamo un ripescaggio e magari siamo proprio noi a scegliere le due miss che secondo noi già miss, io vorrei aggiungere in scadenza, però comunque sempre miss. Vediamo se hanno un talento, una capacità, magari qualcuna che ha espresso una particolarità e merita di arrivare in finale. È così che abbiamo deciso di assegnare due fasce, Miss Social e Miss Talent. Premia, abbiamo
Valentina Pecchi per Miss Social, ha vinto questa fascia scelta proprio dalle nostre Miss fasciate, quindi le Miss in carica di quest'anno, Giulia Pampagnin. E devo dire che Valentina è stata proprio una di quelle che ti ha scelto, sai Giulia? Prego! Tu avvicinati alle tue colleghe e in bocca al lupo. Ora Giada Venturini, mio sigillo italiano, prema la Miss Talent. Eccole qui, vediamo se ci sono. Benedetta Tomasina. Vieni Benedetta e complimenti. Delle tue colleghe finaliste e adesso io vi ringrazio ragazze, potete andare a prepararvi perché la sfida inizia proprio in questo momento. Ecco ragazze. Prima di presentare la giuria, che è un momento duro, però bisogna pur farlo in ogni edizione. C'è una Miss che arriva e una Miss che se ne va, Giulia. Vieni pure nel centro. Chiamerei Alessia Peron, Miss Leonardo Gioielli. Ho i brividi perché io le porto sempre nel cuore le mie Miss, ma non è un addio, è un arrivederci. Ragazze, volete aiutarmi? Perché questo scettro e questa corona andranno alla nuova Miss Venice Beach 2020. Quindi ragazze, prego, Giada. Dai, fai un'altra passerella Giulia, dai! Che avrete il vostro bel da fare durante questa serata e quindi ci vediamo più tardi. Grazie. Nel frattempo voglio andare a presentare la giuria di questa sera, il mio braccio destro di quest'anno e anche dello scorso anno, Federica Driusso, nonché Miss Venice Beach 2016. Come ho detto io, il carrozzone delle mie Miss me lo porto sempre appresso. Allora Federica, tu hai un compito molto importante, dobbiamo consegnare le schede giuria ai nostri giurati. Allora io inizierei da Campello Motors, abbiamo in giuria Matteo Lamperelli che è il consigliere vendite specializzato proprio in Jeep, ovviamente consigliato anche da Francesco, il suo braccio destro. Abbiamo una scaletta sola per la giuria, quindi vedete di ponderare bene i punti. Va bene ragazzi? Proseguiamo poi con Carmine Giovinazzo. Dov'è Carmine? Eccolo qui, vai Federica. Per Coraia, il nostro personal chef di tutte le serate, le tappe di Miss Venice Beach. Ti dobbiamo anche noi Carmine. È qui avanti. Proseguiamo poi con Matteo Pelolli, responsabile marketing e commerciale dell'azienda Osmo Wall Beauty. Proseguiamo con Nevio della Malva. Dov'è Nevio? Eccoti qui. Leonardo Gioielli, nostro partner da tantissime edizioni. Nicola Mattiani.
per Dynatech Bici, eccolo qui, e Luigi secondo, spero di averli detti, no, mi manca, Giuliano Marchesin per Consorzio Sigillo Italiano, eccolo qui. Giuliano lì è un tavolo ricco per le votazioni. Bene, e poi Prevenzione Culturale Olimpia, Lorena Di Bari, organizzatori dell'evento. Allora, i nostri giurati sono pronti. Vi ricordo c'è una votazione dall'1 al 10, vedremo le nostre miss sfilare con una presentazione inizialmente, poi proseguiremo una sfida live ad eliminazione diretta. Le nostre ragazze durante questo reality e questi corsi di portamento, make-up, beauty, insomma, si sono davvero impegnate, hanno fatto del loro meglio. Questa sera vedremo come si sono trasformate in questa settimana, chi aveva già una buona base, chi invece era alle prime armi, e in questa passerella davvero tirerà fuori la grinta. E vorrei dire anche, io vi lascio continuare la cena e ci vediamo tra pochissimo. Il nostro corpo di ballo è Stance Company! E ovviamente le nostre bellissime miss ancora in carica fino a questa sera a mezzanotte, quando decreteremo le nuove miss vincitrici di questa edizione, come dico io, 2020. Bene ragazze, in bocca al lupo, ci vediamo più tardi, perché anche per voi non è finita, non è finita. Io volevo prima di tutto i nostri partner, vorrei ringraziare Ivano, Valentina e tutto il gruppo della Mosella per averci ospitato qui in questa bellissima settimana di reality. Grazie davvero, una location bellissima. È importante trovare al giorno d'oggi degli imprenditori del genere che credono nella propria città, investono nella propria città e ci permettono di realizzare delle cose così particolari. Grazie. E poi proseguiamo anche con Lidi di Chioggia e l'associazione Albergatori, in rappresentanza, dov'è Giuliano? Eccoli lì che ci sostengono sempre in tutte queste 10 edizioni, sempre presenti con noi qui a Sottomarina insieme a Miss Venice Beach, e in questa 10ª edizione non potevano mancare. Ringrazierei inoltre di nuovo Leonardo Gioielli, Campello Motors, Voi Sola Bikini, Osmowall, Dynatech Bike, QM Vision Academy, i parrucchieri di tutte le nostre 25 concorrenti che dietro qua nel backstage stanno davvero facendo un lavoro importante, difficile, ma comunque al minuto, perché loro cercheranno di non promuovere, comunque di valorizzare ogni miss con le sue caratteristiche. Questo poi lo vedremo anche nei piccoli video che abbiamo preparato per ognuna delle nostre ragazze. Adesso andremo a conoscerle, perché gli hanno insegnato davvero come valorizzare ogni punto nascosto della propria personalità e della propria figura. Ringraziamo anche inoltre la Fornasotta e Promo Vetro per averci realizzato il nuovo scettro e la nuova corona in vetro di Murano, i nostri media partner, il Gazzettino, Caffè TV 24, G di Ferro Team, salutiamo, siamo sicuramente in diretta e ci stanno seguendo. Giulia, confermi? Benissimo. E i partner per il food li avete potuti assaggiare durante l'aperitivo, quindi Coraia, Consorzio Sigillo Italiano, Latteria Soligo e l'Orto Mercato di Chioggia. Grazie davvero a tutti voi che ci avete permesso di essere qui. Ricordo di nuovo, siamo pronti quindi giurati per la prima votazione. Voto dall'1 al 10, questo è il voto di presentazione e andremo a vedere, a conoscere meglio anche tutte le nostre concorrenti. Genitori, amici, parenti, partner,
Il vostro aiuto non è necessario, è fondamentale, perché dovete applaudire, gioire, ridere, fare tutto quello che potete fare per sostenere la vostra Miss preferita. Quindi mi raccomando, anche tutti i genitori li voglio super agguerriti, non voglio sentire silenzio. Facciamo subito una prova dell'applauso? Non era convincente, un'altra? Ancora un po' di più? Adesso ci siamo! Allora iniziamo a conoscere la numero 1 di questa sera. Si chiama Aisha Trevisiol. È alta 1,62 m, ha 16 anni e arriva da Eraclea. Questa è la sua presentazione. Vieni qui a lato con me, anzi mettiamoci da questa parte. Il nostro porta reporter di New Style, ti diamo un attimo le spalle, Andrea. Numero 2, Anna Volpato, 1,65 m, 18 anni, arriva da Campo d'Arsegol. Giulia Pampagnin, 1,65 m, 16 anni, arriva da Vigo d'Arzere. Sara Piccione, 1,65 m, 17 anni, arriva da Dolo.
Numero 8, Aurora Maglione, 1,68 m, 22 anni, arriva da Dolo. Numero 9, Sara Mondin, 1,69 m, 21 anni, arriva da Malo, Vicenza. Numero 10, Nicole Renosto, 1,70 m, 14 anni, arriva da Roncade. Numero 11, Alessia Semenzzato, 1,70 m, 20 anni, arriva da Campalto. Matilde Bariton, 1,70 m, 18 anni, arriva da Padova. Numero 13, Danisha Fernando, 1,70 m, 17 anni, arriva da Verona.
17 anni, arriva da Vicenza. Numero 19, Greta Vanil, 1,72 m, 15 anni, arriva da Zero Branco, Treviso. Numero 20, Veronica Scottone, 1,72 m, 16 anni, arriva da San Donati Chiave. Proseguiamo con la numero 21, Jennifer Sordone, 1,72 m, 22 anni, arriva da Fisna, Treviso. Anastasia Nicoletti, 1,72 m, 16 anni, di Padova. Numero 23, Susanna Milosavljevic, 1,73 m, 19 anni, di Mogliano Veneto.
Proseguiamo con la numero 24, Giulia Pavarini, 1,75 m, 17 anni, arriva da Rovigo. Proseguiamo con la numero 25, Alessia Gaiani, 1,77 m, 17 anni, di Campo San Piero. Abbiamo conosciuto tutte le nostre 25 concorrenti. Giurati, avete messo i voti? Perché io adesso, Katia, per favore ritira le schede per la giuria. Ci vediamo tra pochissimo. Sul palco dalla numero 1 alla numero 25, Aisha. Vai con la sigla, Flavio. Allora ragazzi, come abbiamo sempre detto prima, Miss Venice Beach è resa importante dai suoi partner. Questi partner hanno scelto durante le selezioni, durante il reality show e in questa serata finale la propria Miss, la propria ragazza che lavorerà con loro, che sarà la loro testimonial l'anno a venire, quindi avrà modo di mettere in pratica anche tutto quello che gli abbiamo insegnato. Fabio, abbassa un secondo che sto schivando la voce. Proprio sul più bello, quando dobbiamo decretare chi vince, direi che non ci serve. Io chiamerei innanzitutto UM Vision, UM Academy con Cristia Perin, la nostra Selma, che andiamo a dare dei premi particolari durante il corso e lo shooting che è stato fatto. UM Vision lavora tutto l'anno con delle aziende nazionali ed internazionali
fascia di QM Vision, la possibilità ad altre 3 ragazze che assieme alla Miss Fasciata hanno l'opportunità di lavorare con loro durante tutto il prossimo anno nei numerosi shooting che faranno in vista anche di una campagna pubblicitaria per un noto brand di capelli. Quindi Cristian, vieni, dove sei? Eccolo qui, eccoti. Ci sei? Allora, le 3 Miss che lavoreranno con voi sono state scelte in base alle loro caratteristiche sono Irene Cappelletti, Shannon Brousset e Marzia Colonna. Eccole qui. Ragazze, complimenti, passerella. La nostra scalata verso il gradino più alto del podio. Volevo ricordare che le Miss Fasciate sono tra tutte le 25 concorrenti, quindi la Miss QM Vision vince il lavoro con voi di un anno, la possibilità di partecipare a questa campagna pubblicitaria nazionale. Diciamo Sara Piccione, numero 5! Sì, certo! Complimenti Sara e benvenuta nel nostro nuovo team! Passiamo ad un altro scalino, il nostro partner Dynatech. Vedremo poi durante le settimane nelle puntate televisive su Caffè TV24 le nostre ragazze che si sono cimentate in tantissimi corsi, ma anche nella presentazione di programmi televisivi dove alcune sono state in cucina a lavorare con i prodotti del territorio, altre invece sono andate in tour con le jeep di Campello Motors per la città di Sottomarina e altre ancora invece hanno avuto l'opportunità di conoscere Sottomarina con le biciclette Dynatech. Quindi viene a premiare la nostra Miss Social Irene Meneghini. Rullo di tamburi. Vince la fascia di Miss Dynatech più una fornitura di prodotti Coraia. Anche tu, dov'è la Sara? Non la vedo. Sara, che tu c'hai la fornitura dei prodotti Coraia, che arriva a casa. Ci dimenticate di dirtelo prima. Il costume voi sola. Numero, che non mi ricordo il numero. 22, Anastasia Nicoletti. Prego Anastasia. Benvenuta anche a te. Siamo adesso a un altro scalino, la 6ª posizione, la fascia di Miss Coraia. Anche per lei una fornitura di prodotti Coraia, un costume poi sola, i prodotti Osmo One che sono stati offerti dal nostro referente Matteo, dopo arriveremo anche a te. Premiare la Miss Coraia, il nostro chef delle Miss, Carmine Giovinazzo. Carmine. Sono senza giacca. Ah sì, vabbè, ma non importa, tu sei lo chef, è già sempre in divisa. Almeno nelle serate andiamo un po' così alla buona. Allora, Carmine,
Noi premiamo la Miss Coraia di quest'anno che Ci piace. ti piace, bene, Ci ci piace, piace, ci ci piace. fa piacere che ci piace, è la numero 7, Camilla Baldini. Metti dritta la fascia, Carmine, aspetta. Elisa è più brava di me. Perfetto. Grazie Camilla e anche per Grazie, i Camilla, prodotti complimenti, di sei QM bellissima. Vision. Vai Camilla. Andiamo alla quinta posizione. Avete un bel bottino, 7 kg di costate anche questa volta, Giuliano. Bene. Eccola qui la nostra Miss Sigillo Italiano di quest'anno. Giada Venturini, che ha girato in lungo e in largo l'Italia, si è divertita un sacco con le sue colleghe a portare proprio in tutti i supermercati, nelle fiere, nelle organizzazioni dedicate all'agricoltura, ai prodotti del territorio. Tenete il gelato, scusate. Eccoci qui, vai. Se mi rubi tutte le costerine. Ce le rubo io, ok, dai, facciamo finta, vai, dille tu, Giada. Abbiamo fatto diverse tappe giganti che sono appunto dei centri commerciali dove li siamo già visti al supermercato. Ho fatto delle fiere, ho fatto un po' di tutto. Un po' di tutto e ti sei divertita un sacco. E ci hai anche mangiato tanto bene tante carne buona. Scusa, per forza. Per forza, eccola qui, le nostre belle miss. Venite, prego, venite, Giuliano. Giuliano, vieni, dottoressa Caffiero, prego. Roberta, è un piacere avervi qui. Giuliano, se volevate dare dei saluti, la fascia, prego. C'è anche Fabiano, eccoli qui. Faccio io. Sì. 7 kg di queste costate, Fabiano, che buonissime. Siete pronti per accogliere la nuova miss? La nuova miss è la numero 6, Marzia Colonna! Vai! Grazie a voi, grazie a te, grazie a quel stupendo spettacolo. Insomma, siamo qua. Speriamo di continuare a proporre, a promuovere le nostre bellissime, i nostri bellissimi e buonissimi prodotti del territorio, non solo in tutto il Veneto ma in tutta Italia, nei nuovi progetti, Giuliano, anche in Europa. E noi contiamo sull'appoggio del Ministero, vero dottoressa? Sicuramente, complimenti. Grazie. Grazie mille. È un piacere. Bene, proseguiamo allora con una nuova fascia. Mi rivolgo a Campello Motors, i nostri due super referenti specialisti di Jeep. Salite sul palco, Francesco, Marco. Matteo, scusami Matteo. Eccoli qui. La nuova Miss ha vinto un contratto di lavoro con la società di Campello, sarà partecipe agli eventi che verranno organizzati in qualità di vostra testimonial. Io ringrazio il signor Campello, Andrea e anche Alessandro che ci hanno sostenuto per il secondo anno in questa manifestazione. Grazie mille davvero. Allora vieni Irene. Vince la fascia di Miss Campello Motors, la numero 19, Greta Vanina!
fascia di Osmowall Beauty, una fornitura di un anno di prodotti Osmowall, il costume Voi Sole, i prodotti Coraia. Vieni Valentina, dov'è Matteo? Matteo Pelolli, sali sul palco Matteo. Ecco, qui prendi il microfono Matteo. New entry di quest'anno. Osmowall è un prodotto nuovo, io ho iniziato a provarlo più di qualche mese fa e devo dire che me ne sono innamorata. Ho detto le nostre miss non potranno farne a meno. L'hanno provato, hanno finito le boccette, non l'hanno provato, l'hanno divorato questo prodotto. E allora Matteo, sei pronto? Perché vince la terza posizione, la numero... Lo sapevi? L'avete scelta voi! La numero... Vai, dilla tu! Matilde Marison! Complimenti Matilde! Grazie Matteo! Benvenuta anche a te nel nostro gruppo. Lavoreremo un sacco tutto l'anno a venire. Adesso vorrei intitolare di Leonardo Gioielli, Nevio. Anche con te una lunga collaborazione Nevio da una vita. Siamo pronti. Stati pronti, eccola qui la tua miss dell'anno scorso. Vieni Alessia Peron. Pronta a cedere la tua fascia. Per lei la nuova miss Gioiello Leonardo, il costume Voi Sole, i prodotti Osmowall e Coraia, con il numero, lo faccio vedere Nevio, 8, Aurora Maglione! Grazie Aurora, complimenti! Adesso prima di decretare la nuova Miss Venice Beach io voglio fare davvero un ringraziamento speciale, perché forse è colui che si è impegnato, ha dormito meno di tutti, che mi ha aiutato maggiormente nella realizzazione di questo reality. Non so se riesce a venire sul palco, ma gli facciamo stoppare le dirette. GP, Gianpietro Meneghini, tutti i suoi video, le interviste, i reality, tutto merito di Gianpietro. Grazie Gianpietro, vieni! Il fortunato tra le donne, è lui! Pietro, dove è finito il microfono? Eccolo qui. Io te l'avevo detto che avresti lavorato tanto, Ti sei divertito tantissimo? Non hai mai dormito in questi 5 giorni, ma ti vediamo ancora bello in forma. Vuoi fare una passerella anche tu, Gianpietro? Dai, fai la passerella anche tu, Gianpietro! Grazie Gianpietro, davvero! Vediamo se tutto è pronto, se le nostre miss fasciate sono qua. Vieni Giulia, perché adesso davvero, cos'è, mezzanotte? Che ore sono? Mezzanotte e 5, vabbè dai. E
e 35. Un attimo, con l'età divento pure sorda, Sei scaduta. Sono scaduta. E adesso che facciamo? L'ultima passerella, dai, dammi qui questa corona, dammi qui la corona, dai, falla con lo scettro che se no cade, tieni lo scettro, vai, dammi anche la fascia, vediamo la bellissima corona, io la voglio far vedere, realizzata da Gabriele Urban della Fornarotta e anche lo scettro, una corona interamente in vetro, la prima che viene realizzata nella storia. Non è stato facile, è stato un impegno davvero non da poco e quindi la nostra Miss per la 10ª edizione avrà una corona di vetro tutta sua. Giulia, dai, fai questa passerella! Io vi ringrazio di tutto, dell'ospitalità, la professionalità, di tutta l'altro più del ristorante MC, insomma abbiamo mangiato divinamente, ci avete trattato come davvero delle principesse e ci avete iniziato un po' e davvero grazie. Siamo divertitissimi. Sì, e non è stato neanche facile perché insomma tutta questa situazione del Covid, le mascherine, sposta di qua e poi gliela spesso. Però è riuscita molto bene. Grazie davvero. Noi siamo pronti a replicare, Noi siamo pronti a replicare. Allora, Toto Miss, pubblico, Toto Miss. Chi sarà la nuova Miss Venice Beach 2020? 23. Numero? Ne ho sentiti tanti, 3, 18, 11, 6, 23. 3, il 23. Di qua cosa dite? 1 di qua. Con 100, grazie! Ha vinto lei, grazie! Con 175 punti, anzi per l'esattezza 174 e mezzo, vince il titolo, vieni Giulia qui in centro, di Miss Venice Beach 2020, 10ª edizione, la numero 23, Susanna!
Catering, per il food Coraia, Consorzio Sigillo Italiano e Unicarve, Latteria Soligo e l'ortomercato di Chioggia. Vi do appuntamento perché il nostro reality non finisce qui e vedremo ancora delle belle nelle settimane a venire sul nostro social Miss Venice Beach, su Instagram e Miss Venice Beach sempre su Facebook e su Caffè TV24 a partire dalla prossima settimana ogni venerdì per 5 puntate. Grazie! Sì? Come si chiama? Mi sono dedicato una fascia. Sì, è il 10° compleanno effettivamente. Mi sono permesso una licenza, mi sono fatto la cosa. Mario! Che faccia hai La fatto? ragazza è qui, mi leggo la motivazione. Me la leggi volentieri? Elisa Bagordo. E qual è la motivazione, Mario? Non me la ricordo. Grazie davvero, grazie a tutta la mia crew, alle mie amiche, a Federica, a Katia, a Giorgia, sono sempre presenti da 10 anni. Credo che questa sia la forza del nostro concorso, un gruppo unito, professionale che lavora con tanto amore e da 10 anni è sempre lo stesso. Grazie, grazie davvero a tutte quante. Grazie. Grazie mille. Lo leggo ora? Leggo il bigliettino, volete farmi piangere? Sai che con la vecchiaia qua si piange più facilmente. Allora, vediamo. Hai scritto bene? Hai scritto un poema, Irene? Cara Elisa, volevamo ringraziarti per la grande opportunità che ci hai fatto vivere, in particolare in questi intensi 5 giorni. Il tuo crederci fino in fondo senza mai mollare, arrivando fino al tuo obiettivo, ispira chi ti sta accanto. Inoltre credi in noi giovani, trasmettendoci la tua esperienza e facendoci sentire unici. Hai creduto fin da subito in noi due, facendoci sentire parte integrante del progetto Miss Venice Beach 2020. E per questo nuovamente ti ringraziamo. Complimenti a noi tutti per questa magica serata. Grazie. Grazie. Io vi do appuntamento il prossimo anno perché Miss Venice Beach continua, si apre una porta e si riapre un altro portone, noi siamo sempre qui e ci piace essere sempre al top. Grazie! Allora ragazze, le Miss fasciate, davanti facciamo qualche foto. Poi siamo vecchie. Valentina, no, non siete vecchie! Sì. Ciao a tutti amici di GD Ferro Team, siamo qui alla finalissima di Miss Venice Beach 2020, 10ª edizione. Siamo qui con Aurora, che ha vinto una fascia della finalissima. Come ti senti? Sei emozionata? Molto emozionata, ho vinto una bellissima fascia che è quella di Miss Leonardo Gioielli e diciamo che sì, mi aspettavo di prendere una fascia e ho anche azzeccato la prima classificata perché dall'inizio ho sempre detto che vinceva la Susanna perché è veramente molto molto bella. Ecco, diciamo che allora la prossima volta se siete a un concorso con Aurora sperate che lei dica che vincete, perché abbiamo capito che lei è la strega, la fata, lei è bella, non può essere una strega.
La fatina che vi fa vincere, giusto? Come siete trovate in questi giorni, in questa esperienza? È stata bella fino alla fine? Sì, è stata molto bella, più che altro perché oltre alle ragazze che mi sono trovata bene con tutte, ho imparato tantissime cose facendo corsi veramente, veramente importanti, non solo per la sfilata in sé, ma per la vita. Esatto, sì, sì, sì. Beh, noi ti auguriamo veramente il meglio e che questa fascia ti porti a un grandissimo successo. Ci vediamo al prossimo anno a questa finale. Al prossimo anno. Però prima del prossimo anno abbiamo un calendario da fare. Quindi ci vedremo per le vie di queste splendide città a fare il calendario. È vero, allora ci vediamo al calendario. Perfetto, alla prossima, un bacio. Siamo qui con Marzia, che anche lei ha vinto una fascia importantissima e si è aggiudicata un posto in questa finale, che comunque è una Miss Venice Beach 2020. Farà il calendario e ci sarà anche il prossimo anno a tutte le tappe, e in più sarà anche alla finalissima del prossimo anno. Sei felice, sei emozionata? Come ti sei trovata in questi 5 giorni? Sono emozionatissima, questi 5 giorni mi sono trovata veramente bene perché ho conosciuto persone nuove e mi sono divertita un sacco. Bene, allora ci vediamo al calendario e poi al prossimo anno. Perfetto, alla prossima. Bene, siamo qui con lei, l'unica e sola, con lei che mi ha fatto tribolare pure all'inizio, perché poco prima dell'inizio la vedo, gli faccio amore, tutto a posto, ho ansia. Perché ansia? Ribadisco, perché hai avuto l'ansia? Quindi, perché hai avuto l'ansia? Perché sono molto emozionata e quindi all'inizio è stato un po' un crollo e poi mi sono ritirata su, dai. Sono felicissima di questa fascia e spero di lavorare molto con Dynatech. Beh, sicuramente sì, però io adesso pretendo le lacrime di gioia. Se mi hai fatto quelle d'ansia, piangi. No, hai fatto corso di teatro in questi giorni, piangi. Non piango a comando. Scherzo, dai. Ci vediamo al calendario e poi al prossimo anno. Sarai Certo, pronta? Assolutamente, super pronta. Super pronta, super energica, e direi che non vediamo l'ora di conoscerla benissimo in quest'anno da Miss Venice Beach 2020. Certamente, grazie Alla a voi. prossima, ciao. Bene, siamo qui con un'altra delle nostre splendide Miss, che lei ha vinto la fascia Osmo Wall, con questa splendida acconciatura un po' spettinata ma che gli dona veramente veramente un sacco. Sei felice? Tantissimo, sono veramente contenta e soddisfatta. Dico la verità, non me l'aspettavo di arrivare al terzo posto, però davvero sono davvero felice. Però con le unghie, con i denti, col sudore, con la fatica, ce l'abbiamo fatta 5 giorni per sta fascia tribolata. 5 giorni di lavoro intenso. Poveri. Tra il parrucchiere e l'estetista, che La dura. ginnastica. La ginnastica che dura, ragazzi. Cioè, una sofferenza queste mie. Beh, comunque tra poco vi è servito sicuramente, ma tra poco avrete un momento più duro. Dovete fare un calendario. Sì. Il calendario penso sarà la vostra parte piuttosto. Ci dedicheremo una giornata e sarete tutta a nostra disposizione per fare questo splendido calendario. Però dopo ci vedremo anche il prossimo anno, e questo sarà il momento più bello, perché tu sarai da questo lato e le altre ragazze saranno da quello. Quindi loro vivranno quello che hai vissuto tu e tu ti divertirai, te la ridione. Esatto, tu tranquilla, loro belle agitate. Le aiuterai, le consiglierai. Che non sono agitata. Esatto, guardiamo il lato positivo, ragazzi. Beh, allora alla prossima. Certo, alla prossima, un bacio. Ora siamo qua pronti, tranquilla, sono così di natura. Non spaventarti. Mi sopporterai per un anno dato che hai avuto questa fascia. Sei felice? Sì, felicissima. Aspetta, Mario, ma stiamo registrando tutto questo? A posto, scusa, ma non te l'aspettavi una gioia? Ho visto un po' la gamba che tremava. Sì, ero tesa, comunque non me l'aspettavo di arrivare al quarto posto. Dopo 5 giorni direi che era il minimo. Sì, dai, ce la siamo aggiudicati. Bene, un'immensa gioia. Abbiamo sentito anche esultare da qualche tavolo, probabilmente c'erano dei parenti. Sì, ci sono, infatti. Okay, allora era una mamma allora quella che ho sentito dire sì, proprio con voce molto forte. Vabbè, allora ci vediamo tra poco. Prima calendario, poi il prossimo anno per le tappe. Esatto. Alla prossima. Grazie Miss Venice Beach per questa opportunità. Grazie a te per aver partecipato. Grazie. Alla 10ª edizione, tra l'altro, Esatto, quindi esatto. Ciao a tutti. ci vedremo all'11ª. Ciao. Ciao. Bene amici di G di Ferro, l'abbiamo avuta, l'abbiamo amata, breve ma intenso, ha vinto la fascia di Miss Venice Beach, Coraia. Quindi mi duole dirvelo, ma ci ha lasciato.
ci hai lasciato così presto. Cattiva donna, cattiva, ci hai già lasciato 5 giorni neanche e già hai volata via. Però siamo felicissimi per te perché hai vinto una fascia di Miss Venice Beach. Sei felice? Voglio vedere un salto di gioia perché hai rinunciato alla nostra. Faccio coi tacchi. Fa troppo male. Io ho bisogno di un aiuto. Sì, sono molto felice, non me l'aspettavo, però sì, sono molto felice. Questi 5 giorni come sono andati? Questi 5 giorni sono bene, li ho vissuti bene, è stata un'esperienza veramente fantastica, ho conosciuto persone nuove, mi è piaciuto. Allora ci vediamo al calendario e dopo alle prossime tappe. Alla prossima, ex G di Ferro. Ciao. Pronti? Allora siamo qui al collegio. No! Programma. Siamo qui a Miss Venice Beach, 10ª edizione, con la splendida Sara Piccione, che è stata acclamata, super cliccata. Ho avuto un boom di commenti io durante la diretta, metà dei quali ho dovuto per forza bloccare perché non ne potevo più. Grazie. Ti voglio bene, perché lo sai che ti voglio bene. Anch'io. È colpa tua. Va bene, è colpa tua. Sono molto felice che sei riuscita a prendere questa fascia. C'ero io lì che stavo facendo il tifo con la tua mamma. Eravamo lì e so che non potremo avere preferenze, ma io nel nostro caso, che ci conosciamo comunque da tanto tempo, l'ho avuta. Quindi non vedo l'ora di vederti al calendario, non vedo l'ora di vederti alle tappe, non vedo l'ora che mi farai compagnia. Sono felicissima. Grazie. Come sei trovata questi 5 giorni? È stato difficile, ma mi sono trovata veramente bene. Ho conosciuto ragazze veramente spettacolari. Bene, dai, l'importante è sempre costruire nuove amicizie. Allora, alla prossima, Sara. Grazie mille. Ciao. Ecco a voi Miss Venice Beach 2020, 10ª edizione. Dov'è la lacrima? Non ce la so, non ce la faccio, sono così emozionata che... Talmente emozionata che non piange. Sì, sono troppo felice, per me è veramente un'emozione unica e indimenticabile, veramente io sono felicissima e non vedo l'ora di insomma iniziare a lavorare con Miss Venice Beach e onorare questo titolo per un anno. Grazie a tutti. Avete capito? Noi dobbiamo sopportarla per un anno. Con piacere, con molto piacere. Ti vogliamo un mondo di bene, per carità di Dio. Però un anno è lungo, è da sopportare. Sarà dura, ma non molleremo. Ci teniamo questa bella bionda, che poi da un sacco che Miss Venice Beach non avevo una Miss Venice bionda. Semi bionda. No, vabbè, bionda, in confronto alle altre erano tutte praticamente nere. Ne abbiamo una bionda. Complimenti alla nostra prima bionda. Bellissimo, la prima bionda dopo anni. Siamo veramente felici per te. Non vediamo l'ora di fare il calendario insieme e tutte le prossime tappe. Io non vedo l'ora di esserci. Tu devi esserci. No, ci devo essere per forza. Lei sarà ovunque. Noi anche quando non vogliamo che ci sia, la vedremo uscire tipo fungo da sotto la telecamera. Sarà sempre con noi e con questa splendida corona. Occhio che in vetro non vorremmo mai che si frantumi. No, la terrò come fosse la cosa più preziosa che ho. Ma infatti io avevo proposto a Elisa di fare uno stock da 80 pezzi, ma perché un moscerino. Però, devo dirti la verità, non la sento. Non la senti? Non è pesante? Un pochino, ma non la sento. Penso sia più fastidiosa la mia, quasi facciamo a cambio. Sono troppo emozionata, quindi le cose... Allora, è emozionata, è la stanchezza, probabilmente un po' di fame. La corona non la sente, ve lo dico io. Beh, direi che allora ci vediamo tra poco a questo splendido calendario. Non mancherò. Vai a cambiarti. Penso sia le parole più belle che hai sentito oggi. Vai a cambiarti, tesoro. Ciao. Bene, cosa dire? A me sta scendendo la lacrima. No, A me sta scendendo la lacrima. ma io non so perché ti ho portato via la fascia o perché sei contenta di avermela data? Sono felicissima di avertela data, ma mi viene una tristezza a pensare che abbiamo finito la 10ª edizione. Che sono 10 anni, ragazzi, con questa splendida donna che ha reso possibili così tanti sogni. Ha fatto sognare anche me per alcuni anni. Io non ho parole, cedo solo la parola a lei. 10 anni di Miss Venice Beach, abbiamo incoronato altre 8 ragazze e la nostra vincitrice di quest'anno con la bellissima corona della Fornasotta, grazie a Promovetro e anche allo scettro di Gabriele Urban, è Susanna Milosavljevic. È stato un onore per noi essere ospitati qui dall'Hotel Mosella. È stato una settimana molto impegnativa, che credo abbia lasciato tanto alle ragazze, che gli abbia insegnato
la professionalità, cosa significa lavorare in questo ambiente e capire quale magari può essere la strada migliore per loro. E per me, insomma, io gioisco quando vedo che loro sono contente e che quello che gli insegno arriva poi al risultato, dando soddisfazione, crescono, insomma, mi riempie il cuore, ecco, mettiamola così. Poi, insomma, finisce un'edizione, passano delle miss, ma ne arrivano delle altre e soprattutto ne arriverà un'altra dopo, un'altra ancora. Insomma, Miss Venice Beach è forever, no? Sì, Miss Venice Beach è per sempre, per sempre, per sempre. Però io mi è rimasta un po' qua una cosa. Cioè, è la 10ª edizione. Trasferiamoci a Miami tutti! Tutti a Miami, prossimi 10 anni tutti a Miami. Paga Elisa. Fisarmonica. Esattamente. Ecco, e chissà che magari troviamo un buonissimo sponsor che ci porta a Miami, ma perché no? Faremo un viaggio oltreoceano e porteremo le bellezze di Venezia fino a lì. Beh, penso che delle bellezze del genere, delle corone, degli scettri del genere che solo tu hai, tra l'altro, che è un tuo marchio di fabbrica distintivo, non si trovano veramente da nessuna parte. Poi quest'anno la corona in vetro, cioè interamente in vetro di Murano, una delle prime, anzi la prima in tutto, cioè la prima in tutta Italia a essere mai realizzata, perché non ne abbiamo viste altre. Quindi veramente complimenti, stai riuscendo nell'impossibile. Complimenti. Mi piace Mission Impossible. Vi presentiamo lei, il prossimo la vediamo così 007 dietro le quinte che va a sparare alle miss. Bene, dai, è finito anche oggi. E oltre a questo vi ricordo che fra un po' faremo un calendario con Miss Venice Beach 2020. Quindi mi raccomando, seguiteci, cliccateci un sacco perché vedrete le nostre splendide miss in queste splendide città che ne verrà scelta una sulla quale fare questo splendido calendario e da qui ve le potrete godere tutto l'anno, un mese per miss. Volevo dire, Giulia, anche il nuovo fotografo che ha vinto il contest di Miss Venice Beach 2020, Cristian Pizzi, e sarà lui a realizzare queste 12 scatti. Bene, allora ringraziamo tantissimo Christian e non vediamo l'ora di vederlo all'opera. Noi lo seguiremo sempre con la nostra telecamerina. Alla prossima a questo splendido calendario. Un bacio da tutti noi e iniziamo un altro decennio. Ciao a tutti.